È stato Di Maio a ricordare uno dei punti del contratto. Salvini non ne ha parlato, Salvini ha parlato d'altro. Ma penso che tra tutti i temi che può citare Di Maio l'autonomia dovrebbe veramente stare buono, perché io ricordo, io non voglio dividere il paese tra cittadini di serie A e di serie B, non voglio spaccare l'Italia, non voglio qua di là, è stato lui a chiudere il discorso autonomia. E noi anche da questo programma quante volte abbiamo detto che era ora di staccare la spina al governo perché sull'autonomia non si andava avanti, cioè ci vuole un po' di serietà, e Di Maio sull'autonomia non ha proprio nessuna voce in capitolo perché ha fatto di tutto, è stato il nemico principale dell'autonomia. E sa che succede adesso? C'è un rappresentante del PD che si chiama Bonaccini, che è governatore di una regione al quale sarà difficile fermare l'autonomia, no? Ma infatti, e quindi anche voi, anche questo PD 5 Stelle... Infatti Zingaretti non ha mai detto di essere contro l'autonomia, anzi io ho partecipato prima, devo dire, della crisi a un incontro a Roma dove c'erano i colleghi dell'Emilia, della Lombardia e anche del Sud, proprio per mettere a punto una linea del Partito Nazionale sull'autonomia, quindi su questo dovrei ricordare a Zaia che l'unica preintesa che ha firmato sull'autonomia l'ha fatta col governo Gentiloni, perché per 5 materie col suo governo e col suo ma secondo me potrebbe diventare questo lo scenario, no? Adesso di molte meno materie. Qui, no? Le cose si misureranno sui risultati.